Una speranza per i malati oncologici, specialmente quelli refrattari alle terapie tradizionali o che sviluppano una recidiva. È quella offerta dall'immunoterapia attraverso le cosiddette cellule CAR-T, un metodo di cura innovativo che rappresenta la nuova frontiera di quella che viene chiamata medicina personalizzata. Raccogliamo i linfociti dal sangue periferico dei pazienti con una procedura molto standard che si chiama aferesi. Le cellule sono manipolate all'interno di un'officina farmaceutica che fa sì che esprimano quel recettore che permetterà, una volta reinfuso nel paziente, di trovare le cellule del tumore e di ucciderle. La terapia con le cellule CAR-T ha già dimostrato la sua efficacia per il trattamento di leucemie e linfomi e in fase di test sta offrendo risultati incoraggianti anche per i tumori solidi. E vi sono già dei dati importanti in cui si evidenzia l'estrema efficacia anche nei tumori solidi non curabili, pensiamo ad esempio ai gliomi o glioblastomi dei bambini. Ci sono già dei centri che stanno utilizzando queste CAR therapy in pazienti con questo tipo di terapia che non ha ovviamente nessun altro tipo di terapia. Si calcola che con questo metodo nella nostra regione potrebbero venire curati una quindicina di pazienti pediatrici e una sessantina di adulti all'anno. Le competenze ci sono già, quello che manca è l'individuazione di centri di eccellenza e la costituzione di team ad hoc incaricati di selezionare i pazienti più adatti, quelli non anziani in grado di sopportare i pesanti effetti collaterali. È importante avere la collaborazione piena di un team di neurologi, di intensivisti, perché sono effetti collaterali che possono portare i pazienti anche a ricovero in terapia intensiva.